appese ad un muro ci sono delle tasche, noi dobbiamo metterlo là e ci hanno detto che dobbiamo metterlo là alle 7:45 quando entriamo e lo possiamo riprendere solamente quando usciamo da scuola, quindi all'1:15. Stop all'uso del cellulare durante l'orario scolastico. Il divieto, deciso dal ministro dell'istruzione Valditara, è esteso ora anche agli istituti superiori. Oggi prima campanella del nuovo anno scolastico con alcune novità, prima fra tutte appunto quella che riguarda gli smartphone. Sapevano già che dovevano entrare spegnendo il cellulare e avrebbero potuto riaccenderlo all'uscita della scuola. Chiaramente ci sarà la dovuta sorveglianza. Bisognerà avere un po' di pazienza che i ragazzi si abituino, però è una disposizione che abbiamo applicato da subito, naturalmente. Alcune scuole hanno deciso che gli studenti dovranno tenere il cellulare spento all'interno dello zaino, altre invece hanno optato per dei contenitori dove i ragazzi depositeranno il loro telefonino. Una decisione, quella del Ministero, che introduce anche specifiche sanzioni disciplinari per coloro che non rispettano il divieto. Ora, ovviamente ci deve essere la gradualità della sanzione che va dal richiamo verbale, richiamo scritto, fino alla nota disciplinare o provvedimenti poi che arriveranno alle sospensioni. Un divieto che non piace agli studenti, mentre sono molti i docenti che si dicono d'accordo. I ragazzi sono soggetti veramente a una dipendenza, secondo me, da cellulare, quindi ritengo che sia un provvedimento giusto. Potrebbe essere tranquillamente uno strumento didattico, cioè anche a ricreazione non possiamo usarlo, abbiamo la polizia praticamente che gira dentro scuola a metterci i richiami, le note, se tiriamo anche solo fuori il telefono, per me questa cosa non ha senso. Sicuramente durante le lezioni è utile depositare il cellulare perché può essere una fonte di distrazione. Troviamo giusto il fatto che ci venga tolto anche durante la ricreazione o durante il pranzo.